attività didattiche per le scuole sono pensate e strutturate per una intera giornata in assoluta sicurezza. Solitamente i bambini arrivano qui alle 9:30-10, merenda e inizio attività, sempre mista parte teorica e parte pratica, in linea con quelli che sono i programmi didattici delle scuole. Qui al Museo Park uno dei laboratori che va per la maggiore è il laboratorio di paleontologia o Paleolab, nel corso del quale i bambini e i ragazzi si cimentano nel lavoro del paleontologo utilizzando martelli, scalpelli, pennelli, vibroincisori, microscopi e studiano la scala dei tempi geologici, approfondendo in particolare il periodo miocenico che riguarda appunto i genomi. Durante il campo del piccolo paleontologo il bambino viene fatto diventare appunto un piccolo paleontologo e quindi vengono spiegate le tecniche di scavo, quello che fa il paleontologo dopo che trova il fossile, quindi attraverso queste esperienze di gioco cerchiamo di far capire ai bambini l'importanza di questa disciplina e abbiamo visto insomma che per i bambini è davvero uno stimolo e probabilmente qualcuno potrebbe davvero intraprendere la carriera del paleontologo. Il laboratorio di paleontologia ha una durata di circa 2 ore. Generalmente le scuole optano poi per il pranzo al sacco e il pranzo in agriturismo e per la sera proponiamo o un'attività diversa rispetto a quella della mattina oppure una bella passeggiata nel Parco della Giara alla scoperta dei cavallini e della flora del territorio. Nell'Archeolab parliamo dell'archeologia della Sardegna, facendo un excursus in generale del popolamento a partire dal Paleolitico che riguarda appunto la Sardegna per arrivare nel particolare dell'archeologia nuragica e degli ex voto con il laboratorio dedicato proprio alla manipolazione dell'argilla, un elemento che spesso non capita di poter manipolare, e realizzare così un piccolo nuraghe, una piccola tomba dei giganti che i bambini possono decorare come la loro fantasia gli suggerisce. Al Museo del Cavallino della Giara si svolgono i laboratori legati al riciclo. I laboratori che spingiamo un po' di più sono quelli legati al riciclo della carta ciclo, nel corso del quale i bambini possono realizzare dei fogli di carta riciclata partendo dalla creazione di piccoli fogli riciclati fino alla realizzazione di un taccuino che possono portare a casa. Le esperienze che stiamo portando avanti con i bambini sono laboratori didattici e esperienziali. Questo nello specifico che faccio io si chiama Da Sagashita de Zarrafudusu ai personaggi fantastici. Noi con poco riusciamo a creare e a realizzare molte cose. I bambini possono scoprire e recuperare una cosa che un po' si sta perdendo, l'arte manipolatoria. È una cosa che cerchiamo di far passare nei nostri laboratori didattici perché dobbiamo cercare di rinculcargliela in qualche modo, facendoli giocare, facendoli divertire insieme, scoprire e inventare.